L'autonomia al Veneto sarà data e stiamo lavorando al massimo della nostra forza e della nostra volontà per ottenere questo risultato il prima possibile. Il cronoprogramma che ci siamo dati nell'ultimo Consiglio dei Ministri prevede il mese di febbraio come il mese in cui il documento sarà pronto. Non ha esitazioni, non vuol sentir tirare in ballo questo o quel ministro grillino. Ad Alleghe, di nuovo in visita alla montagna ferita, il vice premier Luigi Di Maio è perentorio sulla questione dell'autonomia e chiude ogni discorso su eventuali ritrosie del Movimento 5 Stelle alla concessione alla Regione Veneto di nuove competenze e nuove risorse. Non c'è nessuna volontà di disattendere il referendum, l'autonomia a questa regione, come alla regione Lombardia, come a tutte le altre regioni che lo chiederanno, si deve dare in un'ottica di un'Italia che resta sempre un'Italia solidale, perché io non credo che i veneti vogliano togliere ad altre regioni, vogliano soltanto l'autonomia che hanno chiesto con un referendum e gli sarà data perché gli deve essere data. Parole accolte con soddisfazione e subito commentate dal presidente del Veneto Luca Zaia. Per me è musica per le nostre orecchie, orecchie dei veneti, anche perché parla la voce ufficiale dei 5 Stelle, pone fine alle polemiche e soprattutto zittisce quei pochi che tifano perché il Veneto non abbia l'autonomia. Il dibattito ci sta, aggiunge Zaia, ma le dichiarazioni di Di Maio costituiscono una pietra tombale su tutti coloro, dice, che coltivano aspettative di bloccare questo processo. È un atto di coerenza e va riconosciuto. Di Maio è venuto un mese e mezzo fa o giù di lì qui da noi a dire che avrebbe portato avanti la partita dell'autonomia, quindi avrebbe confermato quello che c'è scritto nel contratto di governo, lo conferma oggi, quindi tutto quello che noi abbiamo come aspettative si dovrà realizzare. E alla luce anche del fatto che poi dall'altro c'è Matteo Salvini come vice premier che ha sempre sostenuto in maniera assolutamente iperconvinta questa partita, quindi io spero che con la fine di questo inverno si chiuda anche la partita dell'autonomia.